Allora, voi sapete che, non mi nascondo dietro un dito, ultimamente diciamo non siamo particolarmente contenti di alcuni pareri della sovrintendenza. Vedi Ponte sulla Fossetta che per 3 anni è bloccato perché ne abbiamo già parlato sui video precedenti, vedi altre situazioni. Allora, questa mattina eravamo nel nostro consueto giro in Corso del Popolo, panificio Bigoli, il caffè, lettura dei giornali, eccetera, eccetera, e ben due persone mi hanno tirato per la giacchetta indicando i nuovi serramenti che stanno montando sulla finestre del Palazzo Granaio. Vi dico subito che i pareri di questi due erano assolutamente negativi, dicendo che praticamente le finestre, scusate il termine magari poco tecnico, sono realizzate montandole dietro, quindi non seguono la curvatura storica del Palazzo Granaio. Qualcuno ci dice che quelle finestre sono state approvate dalla sovrintendenza. Io non è che ce lo sugo la sovrintendenza perché mi stanno antipatici. Ultimamente, ormai da anni, vedo che non ne imbroccano una. Adesso vi proponiamo questo video, vorremmo sapere il vostro parere su questi nuovi serramenti, se diciamo incontrano il vostro favore o meno, e poi verremo a sapere se effettivamente è la solita, lasciamo stare l'aggettivo, proposta della sovrintendenza, che ci sembra che proprio non ce ne sia una volta una che ne azzecca.